Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e con Emanuela Corsi. Allora, continuiamo con la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, l'Italia in frenata per quanto riguarda la crescita, Bruxelles taglia al ribasso le stime sui dati del PIL, intanto sblocca la terza rata del PNRR, restano le tensioni tra governo e Unione Europea, Gentiloni dice non partecipo a polemiche che danneggiano il mio paese. Il retroscena, evitato il duello, rimane però il gelo con il commissario, diciamo l'oggetto del contender è sempre la questione ITA. Poi la trattativa, 100 domande, appunto l'ostacolo al patto tra ITA e Lufthansa. A centropagina Pogba, il calciatore juventino, positivo al doping, adesso rischia 4 anni di squalifica. Mamma mia, 4 anni. Sì, perché hanno trovato alti livelli di testosterone dopo Udinese Juventus ed è già stato sospeso. Altre notizie in prima pagina, vediamo intanto l'eredità di Berlusconi, a Marina e Pier Silvio il 52% dell'impero, è stato trovato l'accordo, famiglia, quote, lasciti. E poi un'altra notizia che arriva dall'Africa, inondazioni in Libia, ci sono 2000 morti. Questa è gravissima questa cosa, sì, perché già in Libia sappiamo la situazione complicata che c'è, adesso si complica ulteriormente. A causa dell'uragano Daniel, sommersa Derna, 2 dighe sono crollate dopo la tempesta, quindi il dramma nel dramma, ci sono appunto migliaia e migliaia di morti. Parliamo di Matteo Messina Denaro, la figlia del padrino Sarò Messina Denaro, il cambio del cognome, Lorenza, la figlia del boss, ha cambiato appunto il cognome e adesso porterà quello del padre, è stata lei a chiederlo. E poi ci sono anche delle novità per quanto riguarda Messina Denaro che tra poco vedremo, ma intanto andiamo all'uragano in Libia, 2000 morti, guarda questa immagine, una città completamente sommersa, vento e inondazioni, Derna nell'est è sott'acqua. Ecco, lì c'è la carta, si vede bene dov'è Derna. Sì. L'allargo così possiamo fare vedere esattamente dove si trova. La parte orientale, sì. Disastroso. Queste le foto, ti faccio vedere anche qui, guarda queste auto. A causa appunto dell'acqua, la devastazione, appunto le strade invase dall'acqua, auto cadute in una voragine, ecco questo è soltanto un piccolo riassunto di quello, distrutte le fattorie anche degli italiani, ci sono tanti italiani in Libia. Invece per quanto riguarda il Marocco, altro paese devastato ma questa volta dal terremoto, dopo la tragedia nessuna parola, aiuti respinti, il Marocco travolto dal sisma resta orfano del suo re, solo un video per Mohammed VI e ci sono intanto oltre 2600 vittime, purtroppo un bilancio che dovrà anche peggiorare perché chiaramente si continua a scavare. Andiamo a vedere un'altra notizia che prendo dal Corriere, parliamo di Caivano. Nuovamente, i clan che sfidano lo Stato, la stesa dei clan a Caivano, parla Don Patriciello e dice è il terrore, spari e raffiche per strada da parte dei camorristi, è la terza volta in pochi giorni dopo la visita di Meloni. Questo è quanto sta accadendo in un quartiere di cui si è discusso tantissimo e che tra l'altro è stato poi esempio per il famoso decreto Caivano. La Repubblica di oggi, il PIL gela la manovra, anche qui in apertura, Bruxelles certifica la frenata dell'economia, Germania in recessione, ma soffre anche l'Italia perché la crescita scende allo 0,9%. Strada in salita per la finanziaria, il governo adesso deve trovare altri 4,5 miliardi. Ita Lufthansa, il timore di tagli a rotte e slot. Il ritorno del Covid, fragili in pericolo per la politica dei divieti.
Andiamo a vedere anche qui nel taglio centrale la città di Derna in Libia, sommersa dalle acque, l'inondazione devasta la Libia, 2000 morti, anche qui auto distrutte, case che crollano, tutto questo per colpa di questo uragano. Mappamondi, cosa succede all'estero? Kim che arriva in treno con le armi in soccorso di Putin, mentre invece Zuppi, il cardinale Zuppi, continua la sua missione per la pace, oggi va in Cina per rilanciare appunto il presidente della conferenza della CEI, episcopale, sì. E poi eccola qua la storia, Messina Denaro che riconosce la figlia che aveva ripudiato. Una sentenza, anzi una richiesta da parte di un PM che ha fatto molto discutere, perché picchiare una donna non è cultura, questo è il titolo nella prima pagina, ma ti faccio vedere cosa è successo. Il PM vuole assolvere il marito violento perché dice è del Bangladesh e quindi è la sua cultura picchiare la donna. L'ex moglie negata la protezione alle donne, la ministra Roccella, ministra della famiglia, ma la provenienza non è una condanna, dice, dal PD a Fratelli d'Italia, ispettori adesso alla procura di Brescia dopo quanto sarebbe il minimo. Grave Messina Denaro. Questa è la notizia sì, che diamo da un paio di giorni anche noi come TG. In fin di vita all'Aquila e dal letto d'ospedale dà il cognome alla figlia. Il boss l'aveva ripudiata, poi si sono parlati, Lorenza è stata riconosciuta, dalle sorelle alle fidanzate, poi c'è tutto un riassunto di tutte le donne che hanno protetto la latitanza. Ma intanto Usiku riceve la visita dei parenti perché lui si trova in ospedale, a differenza di Rina, che invece è rimasto in carcere fino all'ultimo minuto. Tra l'altro ricorderai la polemica perché si voleva una morte dignitosa per Rina che stava male, invece in questo caso Messina è riuscito Denaro a non essere in cella, in una esatto, cella diciamo attrezzata per lui, immaginiamoci come, dentro l'ospedale dell'Aquila. dove arrivano anche i parenti, quindi ci sono non è anche le più visite. in isolamento. Esattamente. Vediamo ancora la Libia devastata, anche qui su Repubblica, devastata dalla tempesta Daniel, crollano 2 dighe, 2000 morti. Derna appunto è il simbolo di questa devastazione, città della Cirenaica. Ecco spiegato, sono crollate 2 dighe. Mamma mia. Tutta la regione è stata dichiarata zona disastrata, il ministro degli esteri italiani ha escluso per ora la presenza di italiani e ha promesso aiuti per le zone alluvionate. In treno a Vladivostok il lungo viaggio di Kim in soccorso di Putin. Dalla Corea del Nord fino a Vladivostok in treno. Il dittatore impiegherà 20 ore per arrivare in Russia, chiederà tecnologie e prometterà armi all'alleato che dicono gli Stati Uniti è costretto a elemosinare aiuto. Ecco, questo l'ultima. Ha finito le armi. Sì. Putin ha finito le armi. Poi la stampa, ospedali, medici e contratti, mancano 4 miliardi, parliamo di manovra chiaramente, il governo cerca almeno la metà dei fondi chiesti da Schillaci, c'è anche il nodo infermieri. Questi sono guai, perché quella cifra che hai indicata poco fa, ecco cosa significa, in ospedali, medici, contratti. Tagli alla sanità, il fatto che il PIL sia inferiore a quanto si prevedesse fa subito non quadrare i conti, ecco qua, mancano 4 miliardi, adesso sono guai per tutti noi. La russa guida l'assemblea di Fratelli d'Italia, l'imbarazzo del partito. La scuola fragile, Valditara, il mio piano per controllare il Covid e poi investire in istruzione, un vantaggio per tutti. Lo abbiamo sentito anche per quanto riguarda proprio l'educazione dei giovani alla luce degli ultimi fatti. La caduta, qui vediamo Pogba. Bella questa fotonotizia, drammatica sì, ma bella insomma. Paul che a Torino cercava la felicità e invece il risultato positivo alla testosterone, rischia 4 anni di squalifica. C'è un'intervista oggi sulla Stampa a Saviano che dice al Parco Verde, quindi siamo a Caivano, lo Stato non conta niente, è il paese dei Gianbruno. Beh, lui se la prende col marito della nostra premier, ma insomma in realtà denuncia questa situazione pazzesca che c'è a Caivano.
e che Don Patriciello ha denunciato dicendo è una sfida allo Stato, perché questi fanno le stese, vanno in giro con i motorini sparando, Esatto. è una cosa di una gravità estrema e noi parliamo di decreti. Economia, PNRR, arriva la terza rata finalmente, ma l'Unione Europea taglia la crescita, come abbiamo sentito. Gentiloni, le polemiche danneggiano l'Italia. E poi c'è un'inchiesta ancora sul superbonus, perché era inevitabile bloccare il superbonus anche se aumenta il PIL. E qui c'è appunto come scende la percentuale del superbonus. Si partiva dal 110 del 2021, confermata nel 2022, nel 2023 siamo già al 90, nel 2024 scenderà ulteriormente al 70 fino ad arrivare poi al 65% nel 2025, ma la Meloni fino a qualche giorno fa ha detto è stato un disastro per l'economia, per le nostre casse. La più grande truffa dello Stato, che ha subito lo Stato. Il Messaggero, crescita, l'Unione Europea riduce le stime, la frenata tedesca pesa sulle economie dell'Unione, Bruxelles Italia a più 0,8 nel 2024, la BCE vicina allo stop, questa potrebbe essere una buona notizia, lo stop al rialzo dei tassi che hanno messo in ginocchio le famiglie. Gentiloni, assist al governo su ITA e superbonus. Poi oggi uscirà il nuovo libro di Giorgia Meloni, anticipazione del libro, intervista della Premier, l'Italia che verrà secondo Giorgia Meloni un patto anti-evasione con i cittadini. Fatto con Alessandro Sallusti questo libro, Sì, sì. edito da Rizzoli, per gli interessati, insomma. Meno tasse, più servizi, un patto con i cittadini per abbattere l'evasione, questo un po' per così rendere accattivante il libro. Poi Eurogruppo venerdì, la BCE, c'è il via per Cipollone, ora il sì al MES, leggiamo Piero Cipollone, vice direttore generale della Banca d'Italia, in lizza per un posto nella BCE. I governi dell'Unione Europea rinnovano il pressing sull'Italia perché si decida a ratificare la riforma del MES. Bene, grazie Emanuela, ci fermiamo qui con i quotidiani e adesso vediamo il tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Autunno ancora lontano dal nostro territorio, avremo infatti condizioni di bel tempo per la giornata di martedì con caldo oltre la media. Segnalo solo qualche rovescio a fine giornata tra Alpi e Prealpi. In dettaglio in Sicilia ci attende un martedì ampiamente soleggiato con cieli sereni o poco velati, ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Caldo con temperature massime tra i 28 e i 30 gradi, clima caldo ma senza eccessi, valori comunque al di sopra della media. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il tempo continuerà ad essere stabile ed assolato, ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, il clima sarà ancora caldo con valori tipici estivi ed oltre la media tra i 30 e i 32 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, Federico Bianca, scrittore, anzi il professor Federico Bianca, però al debutto come scrittore, ecco, questo è il suo libro, si chiama Riscatto, editore Felici, si può vedere, eccolo qua. Complimenti professore, lei è un filologo, devo dire, ci spieghi un po' che fa, dove, all'università? Ho fatto un dottorato di ricerca in italianistica qua da noi all'Università degli Studi di Catania, dopo la laurea triennale e la laurea specialistica, e ora sono professore di materie letterarie negli istituti secondari di secondo livello. Non è severo, professore, no? Tutt'altro, mi pigliano sempre in giro perché sono troppo buono, un classico bonaccione. Ecco perché scrive Riscatto. Cerchiamo il riscatto. È un libro autobiografico? Assolutamente sì. No, sto scherzando, senza fare spoileraggio, eccetera, eccetera. Ci dica un po', almeno, perché ho letto delle cose, qui le sue critiche sono tutte entusiastiche, c'è del pop, c'è Tarantino, ci sono i salotti beat, ma Riscatto di chi e per cosa? Allora, questa è una raccolta di 16 racconti
in parte erano già stati pubblicati su antologie nazionali, concorsi, eccetera, altri sono assolutamente inediti. Diciamo che in questi racconti ho cercato di liberarmi delle mie passioni, o, se permette la battuta, delle mie ossessioni, nel senso come... ce ne elenchi alcune. Beh, ovviamente i fumetti, ovviamente un certo cinema che può essere quello noir, quello gangster, quello della Hollywood degli anni 50, ma poi ci sono anche altri mondi come quello della nostra Sicilia, quello più drammatico, se mi permette anche sciasciano, se posso permettermi certo. di tirare in ballo Sciascia. Poi c'è la grande letteratura europea, quella russa in particolare, che ovviamente è la radice di tante cose. Esatto, assolutamente sì. Il secolo ma poi d'oro. ho letto che anche i suoi critici benevoli naturalmente dicono: ma c'è la letteratura americana, quella italiana, lei già l'ha citata, la letteratura inglese, è vero? Il gotico un po'. Sì, c'è anche un raccontino a cui sono affezionato, Sole a picco, che è un horror in plein air alla luce del sole, era una sfida così, ecco, non è un horror truculento ovviamente alla Dario Argento, ma semplicemente così immaginare una scena a tinte forti sotto il sole a picco della nostra Sicilia. Mamma una mia. Piccola sfida, ma 2 paginette. Bello questo, terribile, veramente terribile. Complimenti, professore. Grazie. Ma questa sua vocazione nasce dal fatto che in realtà la sua cultura è una cultura, come dire, globale, sì. È vero, ed è su tutti i campi, versa su tutti i campi. Ma come le è venuta adesso poi la pubblicazione di questi racconti? A un certo punto ha deciso che dovevano uscire dai suoi cassetti. Allora, o dai suoi computer. Questi racconti sono stati scritti più o meno tra il 2011 e il 2020, più o meno tutti. Poi avevo scritto un romanzetto che però non riusciva a trovare un editore. Come si suol dire... Un guaio che capita a diversi esordienti, assolutamente. Purtroppo. E come avrebbe detto il caro Manzoni, è stata in realtà una provvida sventura, perché trovando la strada bloccata per il romanzo, così mi è venuta l'idea, questa malsana idea, di tentare di racchiudere in volume quello che avevo già scritto, cioè questi racconti. E poi, grazie, mi permetta di fare giusto un paio di nomi per ringraziare, se sono qui anche colpa loro, la professoressa Sardo, Marilina Giaquinta, poetessa e scrittrice che ha curato la prefazione al volume, l'editor, il dottore Antonio Celano, e infine l'editore Fabrizio Felici di Pisa. Grazie a loro siamo qua. Posso leggere 2 righe della quarta di copertina, perché dice: sarebbe dunque tutto finito così, almeno non avrebbe più avuto problemi e ci sarebbe stato qualcuno ad attenderlo, a odiarlo. Prima di perdere conoscenza si rammaricò per un forellino sulla caviglia del calzino sinistro. Questo è il titolo. Scusi che se dà. sorrido, ma in realtà è un po' il segno anche della sua scrittura, no? di come sdrammatizza e ironizza, posso dire, questi momenti particolarmente terribili, quali possono essere la fine o una presunta Questo fine. È il racconto che dà il riscatto, riscatto, e lo chiamo così amabilmente un western urbano. Un western urbano è bellissimo questo. Sì, c'è un duello. In Sicilia? Questo è l'unico racconto ambientato a Londra, ma una Londra sui generis, ovviamente, di fantasia. Riscatto è un titolo nel racconto che poi è passato all'intera raccolta, volutamente ambiguo, perché il riscatto ovviamente può essere: noi ci riscattiamo, cioè ci rialziamo dopo una caduta, oppure può essere anche perfettamente il prezzo di un crimine. Un crimine. Assolutamente. Quindi c'è sempre questa sorta di ambiguità voluta, naturalmente. E queste immagini è lei che le ha collezionate? Questo è opera, ecco, un altro, ho qualche angelo custode che mi protegge, che è Simone Taormina, Federica Giovannone e Nicola Conticello, che mi aiutano addirittura. Questo è un book trailer che ha creato Simone Taormina,
Raccolta di racconti, certo, una straordinaria raccolta. Sì, è un book trailer, insomma, che racchiude le atmosfere, Beh, tutta farina del suo sacco, diciamo queste così. sono tipiche atmosfere, così Noir, gotiche, Hollywood. gotiche, e anche jazz, no? Perché Sì, c'è la sì, sì, sì. tromba. Questa è stata, devo dire, un'intuizione del dottore Celano, l'editor, che ha riscontrato nella mia scrittura un certo tipo di ritmo che ha ricondotto al jazz. Io onestamente non me ne ero accorto. Ricondotto al jazz, Sì, vero? sì, sì. Lui è stata una sua intuizione che in realtà poi, come accennava lei nelle critiche, nelle recensioni, invece hanno riscontrato altro. Come spesso capita, chi scrive non se ne rende Ma conto. professore, le posso fare questa domanda? Della nostra cultura, delle nostre radici, della nostra Sicilia c'è? Assolutamente sì, ovviamente senza allargarmi, ovviamente c'è l'eredità di Sciascia, c'è la Sicilia dal secondo dopoguerra in poi, ci sono le tematiche serie come quelle per esempio della fede o della criminalità, della mafia se permette, e poi come accennava lei c'è anche poi il gusto tipicamente nostrano di sdrammatizzare alcune situazioni, assolutamente, la battuta, un certo anche fatalismo se vuole. Fatalismo, vero? Sì, è sì. molto interessante questo suo raccolta, le faccio i complimenti professore, perché è un po' fa vedere anche una strada, cioè quella di mantenere le proprie origini, le proprie radici a cui noi teniamo tanto tutti, però contemporaneamente con un'apertura globale a 360 gradi, perché c'è la cultura di mezzo mondo qua dentro, no? E come un mio amico scherzando mi ha definito una volta lettore onnivoro, ed evidentemente ci aveva preso per certi versi. Le facciamo tanti complimenti, Grazie. in bocca al lupo al professore Federico Bianca, Riscatto, editore Felici, e poi in bocca al lupo. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci sarà un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, prima del prossimo collegamento vi vorrei fare un aggiornamento su Lampedusa. Voi pensate, sono ripresi gli sbarchi, l'abbiamo detto da alcuni giorni, bene, pensate che soltanto alla mezzanotte ne sono arrivati 33, ci sono stati 33 sbarchi, sono le 9 meno un quarto, in questa notte e mattina siamo già a 33 sbarchi, 477 migranti, 2000 circa ormai, e di nuovo da capo siamo esattamente nelle stesse identiche condizioni di qualche giorno fa, quando si erano sospesi gli sbarchi perché il mare e il tempo non lo consentivano. Vabbè, chiusa la parentesi Lampedusa per modo di dire, ci colleghiamo con Palermo dove c'è il nostro Marco Gullà con un ospite importante, è Mario Attinasi, presidente nazionale di Assoimprese. Vogliamo parlare di turismo e imprese, anzi con una parola difficile, Marco, provo a pronunciarla, di mattina viene più difficile, la destagionalizzazione del turismo, l'ho detta. Ci spieghi di che si tratta? Guarda, te la può spiegare sicuramente meglio Mario Attinasi, che è qui al mio fianco, che tra l'altro insomma lui da anni proprio si batte su questo tema della destagionalizzazione, è uno dei temi insomma molto legati ad Assoimpresa. Io tra l'altro insomma mi trovo in una bellissima terrazza che si affaccia su Palermo, vediamo se riesco dove anche sei, a farvi vedere. Eccolo qua, siamo praticamente in via Roma. In via Roma, e tra l'altro si vede davvero tutta a Palermo, quindi insomma qui Mario Michele ci chiedeva subito della destagionalizzazione, è uno dei temi su cui ti batti ormai da diversi anni con la tua associazione di categoria. Sì, intanto grazie per l'invito, saluto naturalmente il direttore e tutti i telespettatori. Sì, il tema della destagionalizzazione è un tema molto importante perché comunque cercherò magari di spiegarlo in maniera sintetica anche per i non addetti ai lavori. Noi viviamo in Sicilia, ahimè, su due stagioni. Viviamo sull'alta stagione, periodo che va da aprile fino a fine ottobre, e poi purtroppo cadiamo in un periodo di bassa stagione che è il periodo conseguente, cioè a dire da novembre fino a marzo. In questo momento siamo in alta stagione, una stagione che finirà appunto il 30 ottobre,
e che, se vogliamo dare qualche dato sull'alta stagione, possiamo dire che è un bilancio estremamente positivo. Stiamo parlando addirittura su alcune province siciliane, come per esempio Palermo, Siracusa e ad Agrigento, di un più 50% di presenze rispetto all'anno precedente. Parliamo di circa 20 milioni di presenze in tutta la Sicilia da gennaio fino al 31 agosto, perché i dati ufficiali per ora sono questi, e quindi ci possiamo ritenere soddisfatti dal punto di vista del bilancio. Questo ci fa capire quanto è importante il settore del turismo per la nostra isola, per tutta la Sicilia, perché stiamo parlando di un fatturato di oltre 1,5 miliardi l'anno tra addetti ai lavori e indotto. E questo ci fa capire, ci fa comprendere quanto dobbiamo puntare ancora di più sul turismo. E sul tema invece della destagionalizzazione, come diceva lei il direttore, qui si apre un'altra diciamo, finestra, perché purtroppo da novembre fino a marzo, e sono 5 mesi e sono tanti purtroppo, si entra in un periodo di depressione economica che rischia di vanificare il lavoro che si fa da aprile fino a ottobre. La destagionalizzazione non è un tema così astratto. Basterebbe prendere per esempio altre regioni del mondo che lo fanno. Si tratta semplicemente ci fa degli esempi a Tinasi? Sì. Per esempio, chi è che è in grado Guardi, di fare la destagionalizzazione? ma guardi, la Toscana, per esempio, la Romagna, la stessa Lombardia con gli eventi internazionali. Cioè, in sostanza si tratta, gliela dico veramente semplice, di promuovere il patrimonio, nel nostro caso, paesaggistico, naturalistico, artistico, monumentale della nostra isola, un patrimonio che ci invidia tutto il mondo. Come si mette a reddito? Come si valorizza? Ci sono delle società di marketing territoriale che lo fanno, basta volerlo e basta impegnarsi un attimino. Significherebbe per la nostra isola un aumento di fatturato, che significa sviluppo economico e soprattutto, direttore, un tema che ci sta molto a cuore, penso un po' a tutti, sviluppo occupazionale, cioè tanti giovani che sono costretti a partire, ma che purtroppo sono costretti a farlo perché appunto qui 5-6 mesi l'anno non si trova. Però sappiamo il attività problema, lavorativa. Tinati, mi scusi, abbiamo il problema tra gli altri, tanti problemi, è il problema di caro voli e delle compagnie cosiddette low cost che non vogliono il taglio dei loro prezzi altissimi e minacciano o di andarsene o di ridurre il numero dei voli o di aumentare ancora i prezzi. Questo diventa un ostacolo per voi che volete destagionalizzare. Ma guardi, nel periodo di destagionalizzazione bisogna fare un accordo con le compagnie aeree, naturalmente, devono diventare dei partner. Loro in quel periodo fanno pochi affari con la Sicilia, quindi gli garantiremmo un traffico e un volume di voli interessanti e secondo me si troverebbe un accordo. Naturalmente un altro aspetto che invece vale veramente la pena approfondire è quello dei servizi. Cioè, appunto di servizi che magari anche in questa stagione ci sono stati, Presidente. Ma questa stagione purtroppo ci sono stati problemi tanto seri derivanti per esempio da alcuni incendi, ma questo è un tema che è diventato internazionale e dove bisogna intervenire con fermezza e con certezza di pena. Sui servizi, se noi vogliamo migliorare la qualità della nostra offerta turistica, dobbiamo migliorare i servizi. Cioè significa le strade che funzionano, che siano decorose, una pulizia degna di nota, una mobilità e dei collegamenti seri, perché è inaccettabile che per andare da Trapani ad Siracusa a volte ci si impiega anche 8 ore. 8 ore da Trapani a Siracusa, in effetti sì, perché con i collegamenti che a volte mancano, se sbarchi a Birge devi andare, non lo so, a Ortigia, hanno comunque segnalato davvero tutto questo arco temporale pazzesco per appunto raggiungere
la cittadina. Quando invece Retussera. basterebbero quante ore, Marco? Quanto ci vorrebbero? 2 ore e mezza, 3 ore forse, no? Ma sì, da Trapani a Siracusa siamo sulle 2 ore e 2 mezza, ore e mezza. 2 ore e 40, insomma, con una media di 100-120. Invece Certo. ci hanno segnalato anche alcuni turisti che proprio sono sbarcati a Birgi, che poi per raggiungere, ad esempio, Marzamemi, altra località, insomma, Sì. che ha fatto il boom quest'anno, hanno impiegato dalle 8 alle 9 ore, prendendo ovviamente i mezzi pubblici. Incredibile, Presidente. Pazzesco. No, è una regione come la nostra, che si conferma la 6ª regione d'Italia come presenze turistiche, per fortuna, non si può permettere questi servizi. Tra l'altro dobbiamo puntare, dobbiamo alzare l'asticella, cioè dobbiamo intercettare il turismo di qualità, e il turismo di qualità lo intercetti se offri un servizio di qualità. Non sono cose impossibili, bisogna impegnarsi tutti quanti, addetti ai lavori, la politica, chi dovrebbe migliorare questi servizi, e significa intercettare un turismo di qualità che porterebbe in Sicilia naturalmente delle risorse economiche che ci potrebbero non solo farci fare il salto di qualità, ma con queste risorse economiche significa migliorare a questo punto l'offerta turistica e trattenere qui quei giovani che studiano e che raggiungono dei risultati eccellenti dal punto di vista didattico, ma che qui non trovano, questo è il paradosso, un tipo di attività, per esempio di management turistico, perché non c'è l'offerta turistica adeguata. Quindi in quel caso potremmo trattenere anche qui quei giovani che studiano, che sono veramente di un buon livello, ma che purtroppo regaliamo ad altre regioni, se non ad altri stati. Presidente d'Europa. Attinati, abbiamo capito che voi vorreste fare dei protocolli di intesa, comunque degli accordi con le compagnie aeree, questo ve lo auguriamo, come si dice, buona fortuna se ci riuscite. Ma alla Regione Sicilia cosa chiedete? Ma alla Regione Sicilia chiediamo finalmente, dopo tanti anni, di poter pensare a migliorare i servizi. Quello dipende naturalmente dal pubblico, quindi in questo caso dalla Regione, quindi migliorare l'efficienza delle strade, quindi manutentare le strade, migliorare i collegamenti tra una provincia e l'altra, insomma cercare di far diventare una Regione Sicilia dal punto di vista turistico all'altezza di un'offerta turistica e di una domanda turistica di qualità. Ma state già trattando? Avete una trattativa in corso oppure vi guardate dalla finestra? Com'è? Ma guardi, noi ci stiamo impegnando per cercare di trovare delle persone che insieme a noi possano diventare una spinta affinché la politica possa poi in qualche maniera realizzare quelle che sono le attività che noi ci auguriamo che possano essere realizzate e che non sono mai state realizzate. Quindi si tratta di una novità. Noi speriamo che il Presidente Schifani voglia lasciare il segno in questa carica di Presidente, e questa potrebbe essere una bella occasione per lui, perché significa intanto puntare sulla destagionalizzazione, ma puntare anche su un turismo di qualità. Ma per quanto riguarda le imprese voi non avete nulla da rimproverarvi, tutto a posto, voi fate il massimo che potete, siamo sicuri di questo, Presidente? No, purtroppo non è mai tutto a posto. Noi però cerchiamo sempre di offrire ai nostri associati dei servizi che possano in qualche maniera facilitare quella che è l'attività imprenditoriale. Fare impresa in Sicilia, io dico sempre, è un'impresa, perché la burocrazia e soprattutto le difficoltà sono sempre uno scoglio sempre alto, e superarlo è sempre difficile. E da qui l'aiuto che un'associazione di impresa può fare è quello appunto di aiutare l'impresa a non essere un numero, ma essere inserito all'interno dell'associazione, dove magari può contare di più e può cercare di interloquire con quelle che sono anche appunto le burocrazie stesse. Io dico sempre che per un'impresa perché si deve iscrivere a un'associazione? Intanto appunto per avere dei servizi e poi per avere quella attività politico-sindacale che può in qualche maniera aiutarla ad affrontare tutte le difficoltà. Marco, chiudi tu per favore, chiudi tu.
E allora, quindi insomma, dal turismo alle imprese, soprattutto anche Mario Attinasi ha parlato di posti di lavoro, che credo sia sicuramente un anello assolutamente fondamentale in questo ramo turistico e imprenditoriale. Allora, Presidente, quindi magari ci risentiamo e Certo, rivediamo come no, verso assolutamente. febbraio, quando probabilmente insomma, ci sarà anche qualche passo in più verso la destagionalizzazione. L'ho detto bene Bravo, anche io. pronunciato A voi. benissimo, ve lo auguriamo. In bocca al lupo, grazie per essere stato con noi, al presidente di Assoimpresa Nazionale, Mario Attinasi, grazie al nostro Marco Gullà. Facciamo una breve pausa ancora e poi parleremo di un altro argomento, gli amici cani, i nostri amici cani. Come adottarli? C'è un modo per farlo vicino a Catania, a Mister Bianco. State con noi. Adotta anche tu, che cosa? Un cane, ed è l'opportunità che offre il comune di Mister Bianco. Noi abbiamo il sindaco Marco Corsaro, benvenuto, grazie per essere con noi. Il sindaco Corsaro è un sindaco giovane, molto dinamico, pieno di iniziative, ogni tanto ci occupiamo di lui, soprattutto impegnato nella battaglia per la pulizia, che è una cosa che sta molto a cuore anche a noi catanesi poi in modo particolare, perché non ne parliamo, va bene. Allora, l'adozione come risposta al randagismo, perché è una realtà diffusa anche da voi questa. Assolutamente sì, ogni anno il comune di Mister Bianco nello specifico spende circa 300.000 euro di bilancio comunale per accalappiare i cani che vivono su strade e quindi creano quel fenomeno cosiddetto randagismo e portarli purtroppo ai canili. Chiaramente i canili logicamente hanno un costo da sostenere, allora noi vogliamo innescare un meccanismo anche di consapevolezza culturale, che i cani intanto vadano tolti dai canili, perché il canile di fatto è una piccola prigione di un cane che merita libertà. Ma attualmente quanti ne avete, per dire? In una Circa 200, 200, circa 200 tra pochi, il canile. Non sono molti, ma non sono neanche pochi. Esatto. Circa 200 tra canile e un ricovero che, grazie ad un'associazione di volontariato, che davvero con affetto abbraccio e ringrazio di cuore per il lavoro che svolge, diciamo, assistono questi amici a quattro zampe. Quindi non è soltanto giustamente una questione, come dire, di attenzione e di sensibilità, è anche una questione senza contraddizioni, secondo me, economica anche. Assolutamente sì. Però noi dobbiamo innescare quel procedimento, quel processo culturale, che gli animali vadano rispettati, gli amici a quattro zampe, se possiamo li adottiamo nelle case, perché quindi si sviluppano due fenomeni. Uno, diciamo, il fenomeno proprio della socializzazione con gli amici a quattro zampe, che portano sempre benessere nelle case di chi li accoglie. Secondo, li togliamo dai canili e in più risparmiamo anche sulle casse comunali, che poi questi soldi vanno dirottati sull'ambiente, sul decoro, sulle scuole, sullo sport, sulla cultura. Quindi perché sprecare denari per chiudere i cani in delle celle? Allora, e come si procede? Voi farete delle liste? Noi abbiamo visitato i canili, perché deve essere buona prassi andare a verificare anche lo stato di salute degli amici a quattro zampe. I canini non stanno dietro l'angolo, quindi sono proprio addirittura fuori provincia, perché si aggiudicano la gara chiaramente attraverso un bando e una procedura ovviamente aperta a tutti. I canili sono fuori provincia, prendiamo la macchina con... Ma in che provincia sono? Agrigento, provincia di Agrigento. Ah, Agrigento. Sì, provincia di Agrigento. Allora però andiamo lì, andiamo a trovare gli amici a quattro zampe, nel frattempo vediamo il loro stato di salute insieme alle volontarie e facciamo delle foto. Queste foto ci prenderemo l'abitudine. Queste anche, sono molto carine queste foto. Sì, e queste sono assolutamente, queste anche grazie alle volontarie. Queste foto ci stiamo prendendo appunto l'abitudine, prenderemo l'abitudine una volta al mese di pubblicarle sul sito istituzionale del comune, così che si dia visibilità appunto agli amici a quattro zampe e nella speranza che le famiglie le adottino. E qual è l'indirizzo del sito? No, allora, le pubblichiamo sulla pagina social Comune di Mister Bianco. Comune il sito di Mister certo, Bianco. perché comunque in questo caso i social hanno quell'effetto moltiplicatore che è sempre utile mettere in campo. Bello, positivo. E attraverso questo canale devo dire che già abbiamo avuto ottimi riscontri. Abbiamo fatto adottare già oltre 20 cani, ma non è questo l'obiettivo, vogliamo togliere tutti i cani dal canile. E a ragion veduta abbiamo investito delle somme che il Ministero ci ha dato per sviluppare un'oasi canina. In un terreno confiscato alle mafie, il comune di Mister Bianco da qui a qualche mese attiverà l'oasi canina, che ha una funzione:
quella di togliere i cani dal canile e quindi di ricoverarli presso il nostro comune e avvicinarli quindi a questa consapevolezza, Quindi non oltre più che a un da maggiore... Agrigento Piano piano verso Mister li Bianco. portiamo vicino casa e se possibile li facciamo adottare alle famiglie. E Perché quella cosa, come l'ha chiamata, è un'oasi? è un'oasi canina che ha un riscontro, diciamo, più leggero, più Beh, già si è una capisce, dimora, no? è una dimora per i nostri amici a quattro zampe che certamente servirà appunto per proiettare questo atteggiamento dell'adozione presso le famiglie a maggiori risultati. Ma per aderire bisogna far parte di qualche associazione? Si può procedere singolarmente? Com'è? Il comune è aperto, quindi possono contattarci volontari, singoli, associazioni. Noi per quanto riguarda le adozioni, per quanto riguarda l'oasi faremo un bando pubblico che certamente vedrà l'opportunità alle associazioni che hanno comunque, che sono iscritte al registro appunto per la custodia degli animali, per poter appunto custodire, coccolare e seguire gli amici a quattro zampe. Ma quello sarà un bando che partirà da qui a qualche mese. Certo. Ma voi siete seguiti dalle associazioni Assolutamente sanitarie, sì. quelle che insomma Assolutamente si sì. devono occupare anche di questo, no? Assolutamente sì, lavoriamo in sinergia con l'ASP che ogni settimana ci aiuta a sterilizzare anche i cani, perché il fenomeno del randagismo va, diciamo, a ventaglio su più attività. È chiaro che la sterilizzazione aiuta a diminuire il moltiplicatore che naturalmente crea le condizioni per maggiore presenza degli amici a quattro zampe, quindi più sterilizzazioni, più controllo, più rapporto con i cittadini e anche per rassicurare la cittadinanza noi quest'anno, devo dire, ahimè, abbiamo tolto tanti cani dalla strada e quindi li abbiamo qualcuno portato al canile e qualcuno, voglio dire, custodito attraverso l'associazione. Ma proprio per bilanciare questo atteggiamento e rassicurare il cittadino dal fenomeno del randagismo che magari preoccupa legittimamente interi quartieri o alcune strade che vedono gli amici a quattro zampe magari lì a cercare ricovero o alimenti, da un lato li togliamo dalle strade, dall'altro li dobbiamo far adottare. Allora è questa la strada, la formula che non può assolutamente esimere il comune da un impegno sempre più importante. Il randagismo, purtroppo anche altri ospiti che abbiamo avuto qua ci hanno raccontato e confermato che è un fenomeno abbastanza diffuso dalle nostre parti e, come dire, c'è parallelamente alla cultura dell'amore per gli animali, dell'attenzione, della sensibilità anche nuova che prima non c'era, però continua a esserci il fatto che ogni tanto qualcuno lo lascia il cane. È un fenomeno culturale. Tutto passa attraverso la cultura e anche, voglio dire, un maggiore senso civico. È chiaro che è un percorso che non può avere uno sviluppo immediato, è un percorso che ha bisogno di trasferimento di informazioni, di sapere, di input a partire dalle scuole e piano piano sempre più diffondere alla cittadinanza quella maggiore consapevolezza dell'affetto verso gli amici a quattro zampe, ma anche della custodia e della cura. E del rapporto anche con i territori circostanti, perché io credo che sia bello avere un animale a casa, qualsiasi tipo di amico a quattro zampe, però poi quando si va fuori col cagnolino si deve avere anche rispetto per le aree che ci circondano, perché uno dei maggiori deficit culturali è non soltanto l'abbandono, ma anche la mancanza di pulizia e decoro quando poi si porta il cane in giro legittimo a passeggiare, quindi il cittadino deve anche pulire le zone che, voglio dire, vive attraverso una passeggiata col proprio amico a quattro zampe. Anche su questo i comuni, i sindaci dobbiamo certamente fare di più. Noi ci stiamo attrezzando con una maggiore presenza dei vigili urbani, ma tutto sempre nasce da una maggiore consapevolezza, maggiore cultura del senso civico. E questo è il percorso che ovviamente attraverso adotta anche tu questa iniziativa carina che piace particolarmente ai cittadini, non soltanto mister Bianchesi. Infatti i cani vengono adottati anche fuori confine regionale, è un'iniziativa che mira anche a una maggiore sensibilità culturale. Tutto passa attraverso la cultura, quindi dobbiamo lavorare, le amministrazioni, tutti gli organi di stampa, la società civile, il terzo settore, anche i partiti, a una maggiore consapevolezza culturale del rispetto dei territori circostanti. Io volevo intervenire proprio su questo perché intanto volevo fare un applauso al sindaco perché il fenomeno del randagismo è poco attenzionato dalle amministrazioni e molto spesso viene lasciato diciamo, ai volontari
volontari che poi operano utilizzando fondi di tasca propria e via dicendo, senza avere delle strutture alle spalle e quant'altro. Se si riorganizzasse, quindi se si prendesse come modello Mister Bianco, come qualsiasi altro comune che ha attenzione anche verso questo fenomeno, e si cominciasse a fare rete, probabilmente tanti problemi verrebbero come dire, superati, risolti, e soprattutto si dà una vita dignitosa a questi animali, si dà l'opportunità alla gente anche di capire che avere un animale è anche un'ottima opportunità, e soprattutto si aiutano anche questi volontari che veramente vengono lasciati soli a lavorare. Bene. Che ringraziamo con grande empatia e con grande affetto, perché i volontari svolgono un ruolo fondamentale di segnalatori, addirittura accudiscono i cani, vengono presso la Polizia Municipale, supportano tutta l'amministrazione, e devo dire un grazie speciale anche alla dottoressa Vasta, che è una nostra consulente esperta a titolo gratuito, che ha questa forte inclinazione verso gli amici a quattro zampe, che ci dà davvero una grande mano nella, voglio dire, finalizzazione anche degli atti, perché poi ci sta anche la burocrazia sull'adozione di un animale, di un cane, che non è banale, perché consta di alcuni passaggi che vanno ovviamente sviluppati, e quindi un grazie ovviamente alle associazioni di volontariato, un grazie alla dottoressa Vasta, che fa davvero tanto per supportare il comune di Mister Bianco. Se oggi raggiungiamo questi piccoli obiettivi, che non devono, voglio dire, assolutamente fermarci qui, è merito della squadra. Complimenti sindaco, in bocca al lupo per questa iniziativa. Adotta anche tu, sindaco di Mister Bianco, l'indirizzo è comune di Mister Bianco. Facebook. Datevi da fare e così sostenete questa bella iniziativa di Marco Corsaro. Grazie sindaco. Grazie a voi. Grazie Adesso a voi. ci facciamo 2 risate con Insieme. No, infatti era... Che cosa? Gioca a pallone. Sono Ciruzzo, gioca a pallone. Ciruzzo ti chiami? Gioca a pallone. Sì, Ciruzzo, però stiamo facendo, vedi che c'è il pubblico. Per giocare a pallone. No, non c'è il pubblico a giocare a pallone, Ciruzzo. Scusa, mi sento un po' smarrito. Penso che gioca a pallone. Dopo giochiamo a Gioca a pallone. pallone, nessuno gioca a Stiamo pallone. facendo Quello non uno vuole giocare, quello non può giocare, quello non può giocare. Pure il papà non vuole giocare a pallone. Ho detto, papà, se non gioca a pallone con me mi butto sotto un treno. E che ha risposto? Ti accompagno se non lo perdi. Mi dispiace moltissimo, ti sono molto vicino. No, non battete le Gioca a mani al pallone. papà che dice queste cose a un figlio. Però noi stiamo Se non facendo... vuoi giocare a pallone con me, vado a citofonare il mio amico, tanto un amico ce l'ho. Ecco, vai a citofonare al tuo Vado a citofonare a Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo? Ne. Ah, è qua il citofono. Signora, c'è Cristoforo Colombo, Ciruzzo, gioca a pallone. Perché non vuole venire? Che ha detto che se viene suda, poi si deve lavare e poi si deve asciugare. Ha fatto la scopettella mera che Cristoforo Colombo ha fatto. Gioca a pallone. Cristoforo Colombo? E non vuole giocare a pallone. Allora noi continuiamo lo spettacolo, Ciruzzo, perché Gioca a pallone? Sì, dopo vado a giochiamo. citofonare il mio amico, William Shakespeare. Ne. Abitano tutti in questo palazzo? È un palazzo storico. Certo, signora, è caso di dire. c'è William Shakespeare. William, se Ciruzzo gioca a pallone, devi riflettere. Su cosa? Scendere o non scendere? Questo è pallone. Gioca a pallone. Principessa sì, so Ciruzzo gioca a pallone. Ma che palazzo? Dici sempre sì e poi non viene mai. Non si fa. Che non gioca a pallone? Che bel condominio che deve essere questo qui. Robettino, gioca a pallone. Sì, allora adesso finiamo lo spettacolo e poi ci mettiamo a giocare a pallone, perché c'hai pure un'età. E scusami, adesso non voglio essere aggressivo perché non sei mio figlio, però sei grande, potresti avere pure altri pensieri. Puoi avere una ragazza, una ragazzina, un amico, e per esempio pallone. E non penso solo a pallone. Mi sono anche un grande musicista, io sono 10 anni che suono. Questo mi conforta, che suoni? I citofoni per andare a giocare a pallone. Giocare a pallone. Questo non significa essere musicista. Perfetto. Ne Blanco su Ciruzzo gioca a pallone. Scusate. Ne Mahmood, no scusate. Ne Blanco, scusate. Ne Mahmood. Ma che stai facendo? Vorrei citofonare, ma sbaglio sempre. È carino, E Ciruzzo. pagherei. È carino e tenero, Ciruzzo, però... Per giocare a pallone vado a citofonare la mia amica. Ecco, c'è citofonato. Heidi. Ne. Certo. No, c'è Heidi. Sta studiando il suo poeta preferito. Sarebbe? Pasqua.
Gioca a pallone. Un po', sì, mi piace pure giocare a pallone. Però Signora, c'è il cappuccetto rosso. Ah, sta studiando l'esame per l'attraversamento di Bosco. In bocca al lupo. No, non è un bel augurio a Cappuccetto Rosso. Ciruzzo, su, avanti Ciruzzo. Posso dai. fare una domanda a pubblico? Tanto ormai ci hai preso possesso, fai la domanda al pubblico. Dai, avanti, scusate. Pubblico, Infatti. gioca a pallone. Stanotte venga a citofonare a tutti quanti. No, avete detto sì. Ah, ha detto sì. Cioè, Garibaldi su Ciruzzo gioca a pallone. Sì, stiamo a cavallo. ma guarda che è quello di Mille, siamo pure spettatori. ci avete pure i spettatori, ci avete la rosa ampia. Nino Abbacuccio! 21:30, c'è una notizia di poco fa, in un ospedale di Milano in regime di detenzione la morte di un capomafia, si chiamava Benedetto Capizzi, doveva scontare 2 ergastoli, stava al 41 bis nel carcere di massima sicurezza di Opera vicino a Milano, ma adesso si trovava in ospedale e si è scoperto che durante la detenzione cercava di controllare anche dal carcere il suo mandamento, che poi era un mandamento palermitano, quello di Villa Grazia, Santa Maria del Gesù. E adesso è il momento delle stelle. Marco Amato, ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno a te. So che oggi ti occuperai di 2 stelle della televisione. Esattamente, di 2 stelle e dei loro campi carrieristici decisamente molto importanti, perché ho scelto di parlare di Mirta Merlino, che succede a Barbara D'Urso nella conduzione di Pomeriggio 5, ma anche di Bianca Berlinguer, che porta il suo È sempre carta bianca invece alle Fininvest. Allora, le 2 signore sono 2 segni zodiacali diversi. Curiosamente Mirta, che è una Toro, il pianeta Urano è in Toro ed è proprio il pianeta dei cambiamenti e dei cambi così repentini, epocali. Trovandosi in Toro sostituisce proprio la Barbara D'Urso, anch'essa Toro, per cui le 2 signore in area di cambiamento assolutamente. L'una dichiara di vivere a Londra, l'altra invece succede ad un programma che da inventare. Congiunto anche a Urano in Toro c'è il pianeta Giove, per cui rimanda anche il senso del cambiamento al Sagittario che suo malgrado vive anche dei cambiamenti, come nel caso della signora Berlinguer. E beh, qual è la risultante zodiacale che accomuna tutte queste signore? I cambiamenti scritti da Urano sono sicuramente epocali. La congiunzione con Giove li rende ambiziosi, grandi, con un glamour massivo decisamente molto forte. Congiungendosi però insieme, l'imprevisto è in agguato, quindi ciò che ci si aspetta da un al Toro potrebbe essere molto diverso nel risultato, quindi stiamo a vedere secondo le stelle quali saranno le loro peculiarità e quali i loro nuovi apporti, perché ci sorprenderanno secondo il parere dell'astrologo. Oggi proprio la Luna stimola il senso uraniano e tutta una serie di cambiamenti, perché Urano è retrogrado, vedono invece ritardati, quindi c'è questo senso generale di carburazione un po' lenta che attraversa lo zodiaco. In particolare Toro, Leone, Scorpione e Acquario sono quelli più frenati in questo senso, anche se sono quelli con la potenzialità maggiore. I segni di fuoco, Ariete e Sagittario invece subiscono uno i ritardi affidi, l'altro invece quelli professionali ed economici, quindi un po' di pazienza per i Sagittario. Bilancia e Gemelli sono invece in attesa di novità che stanno per arrivare, Gemelli per il lavoro, Bilancia invece in una situazione sentimentale più ampia, mentre invece Pesce e Capricorno godono di affetti e di amore. Pesce un po' più in crisi, anche perché è concentrato a risanare una situazione propria, mentre invece i Capricorno devono lottare un po' con i loro sensi del passato e della conservazione della memoria. Vi auguro una buonissima giornata. Grazie, altrettanto a te, carissimo Marco. Peccato oggi la connessione non era perfetta, dobbiamo perfezionare la connessione, non solo con le stelle. Grazie, buona giornata. Abbiamo notizie, Emanuela?
Sì, chiudiamo con un po' di gossip che non guasta e chi meglio della Casa Reale può fornirci qualche notizia. Allora, lei influencer, lui filantropo, di chi stiamo parlando? Dei duchi Harry e Meghan, che sono al divorzio ma commerciale. Qualcuno dice modello Beckham perché stanno diversificando gli interessi, oppure vera crisi di coppia. E Netflix frena sul nuovo contratto di un progetto che avrebbero i due. Allora, le carriere, Harry e Meghan hanno deciso appunto di separarle. Il principe si dedicherà a documentari e filantropia, mentre la moglie vuole fare l'influencer. Molti si chiedono se però dietro ci sia una crisi appunto e un divorzio probabilmente. Vedremo. Lo sai che il 12 settembre del 1919, a poco più di un secolo di distanza da oggi, al termine della Prima Guerra Mondiale, Fiume era destinata all'Jugoslavia. No, fa parte della vecchia ex Jugoslavia. Ma Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, questi qua, vedete che tipi? Al grido di "O Fiume o morte", occupa Fiume e la tiene fino al Natale successivo, quando i legionari d'annunziani furono sloggiati dalle truppe italiane. Voi sapete che Giordano Bruno Guerri e altri storici hanno raccontato delle cose incredibili che avvenivano a Fiume, che non vi dico adesso, sotto il dominio breve ma intenso di D'Annunzio. Il 12 settembre ma del 1940 invece 4 ragazzi francesi fanno una scoperta che cambierà la storia dell'arte: le grotte di Lascaux. Questo straordinario complesso di caverne nel sud-ovest della Francia ospita dipinti risalenti al Paleolitico, alcuni vecchi addirittura di 17.000 anni, raffigurano animali, figure umane e segni astratti, dando vita alla Cappella Sistina del Paleolitico. Nel 79 le grotte sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Qualche anno dopo, nel 1943, sul Gran Sasso, vi ricorderete, guardate questa scena, ce l'avete chiara? C'è un bel film anche su questo. A Campo Imperatore, un'operazione dei paracadutisti tedeschi libera Mussolini dalla sua prigionia, perché era caduto il fascismo, lui era prigioniero, no? E immediatamente Hitler lo incarica di guidare, ai noi, la Repubblica Sociale Italiana a Salò, sul lago di Garda, ed è il capitolo finale del suo declino, che culminerà un anno e mezzo dopo con la cattura e la fucilazione da parte dei partigiani. Poi c'è ancora, devo dire che 10 anni dopo, invece, il 12 settembre del 1953, John Kennedy, giovane senatore, eccolo qua, guardate quanto era bello, affascinante, vedete lei, l'avete riconosciuta? Bene, lui allora era un giovane senatore del Massachusetts e ha sposato Jacqueline Bouvier, che era una donna di 10 anni più giovane. Il loro incontro era avvenuto 2 anni prima, durante una cena, quando lei era incaricata di scrivere un articolo su di lui. Da quel momento si forma una delle coppie più iconiche della storia americana. PC, smartphone, carte di credito e tanti altri dispositivi che scandiscono la nostra quotidianità non potrebbero funzionare senza quella piccola piastrina contenuta al loro interno. Il 12 settembre del 1958 Jack Kilby, ingegnere del Texas, presenta il microchip. Kilby nel 2000 verrà premiato con il Nobel per la fisica e poi nel 1979 alle Universiadi del Messico Pietro Mennea stabilisce il record mondiale dei 200 metri piani, 19 secondi e 72. Questo primato dura per 17 anni fino al 1996, ma resta tutt'oggi il record europeo. Adesso passiamo a cose più serie, parliamo di puffi. Il 12 settembre del 1981 arrivano sul piccolo schermo proprio questi gnomi blu che abitano casette a forma di fungo in eterna lotta contro il mago Gargamella e il suo malvagio gatto Birba. Nel 1982 la prima serie debutta in Italia, accompagnata dalle indimenticabili sigle cantate da Cristina D'Avena, che salutiamo. Ma il 12 settembre dello stesso anno ci lasciava anche uno dei più grandi poeti del Novecento. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale. Sono versi immortali di Eugenio Montale, diplomato in ragioneria, si avvicinò alla poesia da autodidatta, fu il 4º italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. E il 12 settembre del 1990 un passo storico verso la riunificazione tedesca, perché viene
viene firmato il trattato sullo stato finale della Germania tra la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Democratica Tedesca e le 4 potenze che avevano occupato il paese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, adesso qua vi introduciamo il personaggio che state sentendo, eccolo qua, vedete Barry White. 12 settembre del 1944 è nato, è americano lui, è una voce profonda, romantica, talento poliedrico, vita non sempre armonica, cresciuta fra le strade malfamate di Watts, Los Angeles, si è riscattato attraverso la musica, ha debuttato a 11 anni, gli anni 70 l'hanno portata a successo con una serie di brani, nel 98 l'esibizione live al Central Park di New York insieme a Pavarotti, pensate che meraviglia, qualcuno se lo ricorderà, è stata seguita da più di 1 miliardo di persone in mondovisione. È morto purtroppo il 4 luglio del 2003, concludendo una carriera costellata da 2 Grammy Award e da oltre 100 milioni di dischi venduti. 100 milioni, pensate. E con questo chiudiamo, ci diamo appuntamento a domani con uno dei brani più amati di Barry White, Just the Way You Are, come tu sei. Buongiorno Sicilia.